È una faccenda privata questa, siete in casa mia, non avete il permesso di entrare e a fare domande. Lo ha urlato in faccia agli agenti della Polizia di Stato, il 33enne di Romano De Zelino, che questa notte è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna. Gli uomini del vicequestore Claudio Di Paola sono intervenuti intorno a mezzanotte e mezza, dopo che alla centrale operativa di Bassano era pervenuta una richiesta disperata di aiuto per una lite violenta in corso. Proveniva dall'abitazione dell'uomo, ormai fuori controllo, che brandendo un coltello da cucina e poi un taglierino stava minacciando la compagna, più giovane, dopo averla colpita ripetutamente al volto. Tutto davanti ai figli minori. Un'angosciante aggressione avvenuta per futili motivi legati all'uso del telefono cellulare. A chiamare sarebbe stato il compagno della mamma della donna, terrorizzato da quanto stava accadendo in casa. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato l'uomo ancora in forte stato di agitazione. La compagna sotto shock presentava evidenti lividi al volto e alle braccia. È stata soccorsa dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano. Dalle prime testimonianze è emerso che le violenze andavano avanti da circa un anno, senza che la vittima avesse mai sporto denuncia. L'uomo è stato arrestato e portato prima al commissariato di Bassano e successivamente trasferito alla casa circondariale di Vicenza. Lunedì sarà interrogato dal giudice per la convalida dell'arresto e poi potrebbe essere processato per direttissima. Di certo è stata avviata una procedura da codice rosso.